Io direi in videoconferenza potremmo collegarci con Olindo Filippi per capire se sta vedendo la partita e come sembra il Verona con la sua opinione. Vediamo. Sì, eccomi qua. Sono inquadrato, Gigi, sì, no. No, niente, Verona sta giocando a rientrare, ma soprattutto sta facendo la tecnica del gatto Mao, ovvero, cioè, va a gattoni, da non confondere con quella del coyote, che non ti dico come va. Insomma, comunque, secondo me è tonico, è cinico, è incontrista, è metodista, va avanti, indietro, attacca, stacca, smossa in pinza, e tira, schissa bottone, salta macaco. Cos'altro dire di più? Finché la va dritta così, andiamo avanti. E metti. Metti a cao. E metti il capo. Bravo, bravo Beppe. La presenza di Ferrari, che svaria su tutto il fronte offensivo, non penalizza gli inserimenti paracentrali delle seconde linee dei centrocampisti, mentre se tu avessi un centravanti statico, questo penalizzerebbe fortemente gli inserimenti di Alfredson, di Russo o di Jorginho, va bene? E tu avresti solamente un'alternativa strategica, solamente quella dell'aggiramento, che ti alza i tempi. Erano d'accordo, anche le ragazze erano d'accordo. No, facciamo su una cosa, allora, ma soprattutto bisognerebbe fermare sia i paracentrali, ma quelli che cascano, i paracaduti. Perché, attenzione ragazzi. Se andiamo avanti così, le parafarmacie qua. Brutta notizia da Bergamo. Attenzione. Brutta notizia da Bergamo, perché il Sassuolo accorcia le distanze, quindi Albino Leffe e Sassuolo 2-1. Cambia anche il risultato a Grosseto, perché il Cittadella pareggia, quindi Grosseto 2, Cittadella 2. Ammiraglio, io E dico... Gubbio 2, Crotone 2, perché proprio in questo, scusa Gigi, ma in questo momento il Crotone ha riacciuffato il Gubbio, quindi Gubbio 2, Crotone 2. Audace 2, Lugagnani 2, scusa Gigi. Purtroppo qua Dimmi, Gigi, gol a grappoli, Gigi. gol a grappoli. Bisogna stare tranquilli, Gigi.